Stop alla vendita di auto, benzina e diesel dal 2035. La presidenza svedese dell'Unione Europea ha deciso di rimandare la decisione in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, fissata per il prossimo 7 marzo. Il Coreper, questo l'acronimo del comitato che svolge un ruolo cardine nel processo decisionale dell'Unione, tornerà sulla questione a tempo debito, ha comunicato via social uno dei portavoce della presidenza, mentre negli stessi minuti la Lega a Belluno, in anteprima regionale, lanciava la sua campagna contro la direttiva che imporrebbe, stavolta il condizionale d'obbligo, la messa al bando delle auto a motore convenzionale. Per il Carroccio una scelta sbagliata e un azzardo preoccupante, soprattutto sotto il profilo sociale. L'auto elettrica oggi non è un prodotto ancora maturo, non se la possono permettere tutti e in una realtà come il Veneto, con un'antropizzazione molto diffusa, dove l'auto è di fatto necessaria, diventa un bel problema. E poi il tema dell'indotto. In Veneto moltissime aziende lavorano per i più noti marchi in Europa e nel mondo per la produzione di componentistica. Abolire l'auto convenzionale rappresenterebbe un problema economico, senza scordare, spiega Bottacin, che l'auto elettrica non è a impatto zero. Per produrre quei materiali che poi servono per le batterie e per i motori, dal punto di vista ambientale è parecchio impattante. Che poi lo facciano i cinesi che non rispettano le norme ambientali mi preoccupa un pochettino, perché poi l'aria non segue i confini amministrativi e quindi questo è un tema. Poi c'è l'altro tema che l'auto elettrica, io attacco la spina, ma bisogna capire come viene prodotta l'energia elettrica, perché se produco l'energia elettrica bruciando carbone. Un rinvio della decisione sulla messa al bando di auto, benzina e diesel dal 2035 non equivale ad una cancellazione della norma. Per questo la Lega conferma la sua netta opposizione e apre una raccolta firme ai gazebo e online il 17 e 18 marzo. Le prime apposte sul modulo, quelle di Bottacin e del segretario provinciale della Lega De Bernardin. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e la gente. Dobbiamo essere capaci di tornare partito a livello popolare, questa è la nostra forza. Ha detto la Lega si lega al territorio, si deve legare al territorio. La Lega, lo dice anche lo stesso nome, deve essere legata al territorio, lo abbiamo fatto per tanti anni,